Davide Coppi, capitano, portiere del coro, 13° palio vinto, un grande palio con Francesco Caria. Abbiamo fatto complimenti personali perché ha detto le palle, te lo dico francamente, un bellissimo palio fatto subito con te. È una situazione che si viveva o si moriva. Ero già morto, c'avevo da sopravvivere. Certo. Una vittoria importante per Castagnaio. Speriamo, sì, sicuramente per Castagnaio è stata una vittoria importante. Spero che mi serva e la gente abbia visto che ho dato l'anima perché avevo veramente tanta voglia di vincere. Il cavallo ci ha messo tanto, è stato veramente come credevo perché alla fine me lo sono scelto io e quindi di questo è una cosa che mi dà ancora più orgoglio perché alla fine ho montato il cavallo che volevo io. Davide mi ha dato retta in tutto e per tutto e penso di averli ripagati al meglio. Ti ha chiamato in casa, l'ha retta in tutto e per tutto, qualcosa l'hai fatto anche te. Io ho dato il premio, voglio dare un premio personale alla costanza che hai avuto e hanno in 2 anni la vostra dirigenza non si è mai mossa. Forse questa è stata la forza e l'arma in più della nostra contrada. 2 pali purtroppo persi da capitano, però quest'anno già dal 20 agosto mi sono rimboccate le maniche nonostante avevo ancora le lezioni, ho iniziato sta avventura con Francesco. Quindi però questo è un cavallo che vede da lontano, in gennaio Buti una vittoria se non sbaglio. Guarda caso le combinazioni sempre con giubbetto rosso e nero. Quindi alla fine le combinazioni sono state importanti. Però c'è da dire anche un'altra cosa. Se c'era un palio a ingaggio a Fucecchio lo montavo nella Bernarda. C'era oggi nella Bernarda proprio con me, ospiti con me, che scrive sul bordo. Ma detto questo c'è anche un'altra coincidenza anche Buti da puro sangue a mezzo sangue per Castagnari da puro sangue a mezzo sangue. C'è un po' di cavolo, sì. Un palio bianco. Ma guarda, se poi te ne dico un'altra. Sì. 2 pali di Francesco, 2 pali persi, 2 pali di Davide, 2 pali di persi. Ci siamo trovati e si è vinto tutte e 2. Bene, grazie a festeggiare, complimenti anche per i festeggiamenti e per il palio che avete regalato perché è stato un bellissimo palio. Grazie ancora. Grazie a voi.